E allora eccoci qua, buona serata di nuovo a tutti quanti i nostri telespettatori. Allora, come dicevo prima della sigla, ancora morte, ancora attentati, ancora terrorismo e intanto registriamo una nuova impennata di immigrati verso le nostre coste. Questo è il quadro che si è disegnato un po' in questi primi mesi dell'anno, di cui parleremo questa sera anche per capire che tipo di accoglienza, come possiamo accogliere tutte queste persone, cosa succederà. Lo facciamo con gli ospiti che in studio ve li presento subito, inizio dalla mia sinistra, Stefano Valdegamberi, consigliere regionale, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Valdegamberi. Al suo fianco abbiamo Fabio Ballestriero, segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia. Buonasera, Buonasera a anche tutti, a lei. Al suo fianco abbiamo Enrico Di Pasquale, un ricercatore della Fondazione Leone Moressa. Buonasera. Buonasera a tutti Di e Pasquale. grazie dell'invito. Grazie a lei di essere qua, invece a lei chiederemo poi i dati, i numeri della realtà immigrata nel nostro paese, quali sono anche i possibili sviluppi. Il professor Ermanno Casen, editore del gruppo TV7, buonasera. Al suo fianco Fabrizio Bottaro di Padova Sociale. Buonasera a tutti e buonasera ai nostri Bottaro. Al suo fianco il professor Luciano Greco, che è docente all'Università di Padova, del Partito Democratico, candidato alle prossime elezioni regionali, la cui data tra l'altro è slittata ulteriormente in avanti al 7 di giugno. Buonasera. Buonasera. Sembra proprio di sì. Sembra proprio di sì. Sì, perché già era il ponte. Certo, la data non era facile, ma veniamo a noi, veniamo a questa serata, perché purtroppo la cronaca internazionale ci riporta a dover affrontare un rischio, un pericolo che è alle porte dell'Italia. L'attentato di Tunisi, a poco più di 200 km dalle coste siciliane, è veramente vicino e giusto ieri, tra l'altro, proprio i sindacati di polizia, mi pare che la vostra sia stata un'azione unanime, diciamo, collettiva, vi siete sostituiti ai lavavetri, agli incroci, e avete consegnato ai cittadini una cartolina da mandare al ministro Alfano? No, al Presidente Renzi. Consiglio, a Renzi. Ce l'ho qui, eccola qui. Cosa chiedete? Giusto per capire, perché il problema dei cittadini è la sicurezza. Abbiamo provocatoriamente utilizzato, diciamo così, la metafora dei lavavetri per chiedere a tutti i cittadini di unirsi a noi e di sostenere una necessità oramai ineludibile, che è quella di fare in modo che il contrasto a questi fenomeni, o al fenomeno soprattutto del terrorismo, si possa fare con risorse adeguate. Chiediamo in 6 punti cartolina che abbiamo chiesto ai cittadini di spedire, ed ecco perché gli abbiamo provocatoriamente lavato i vetri senza chiedere alcun altro obolo se non quello di spedire la cartolina al dottor Renzi, perché speriamo che attraverso questa azione, che si è coordinata in tutta Italia, in tutti i capoluoghi di provincia, chiedendo in questi 6 punti che venga sbloccato per esempio il turnover, che è un grossissimo problema che abbiamo e che si ripercuoterà sicuramente nei prossimi 4 o 5 anni. Noi abbiamo una carenza d'organico ormai solo nella Polizia di Stato di all'incirca 15.000 unità, e andiamo sempre peggio, non abbiamo appunto il turnover. Abbiamo 1.000 vincitori di concorso non idonei che chiedono di essere assunti, che potrebbero essere assunti prontamente, potrebbero essere avviati immediatamente a colmare queste lacune d'organico, che tra l'altro, lo segnalo, vanno guardando in avanti verso situazioni veramente preoccupanti, perché noi abbiamo a partire dal 1° di maggio un impegno internazionale molto significativo che è l'Expo, ma è di queste settimane. Abbiamo un altro impegno notevolissimo che sarà l'Anno Santo straordinario, che si aprirà a dicembre e terminerà praticamente a dicembre del 2016. Quindi noi abbiamo davanti una finestra di all'incirca 1 anno e mezzo, nella quale al posto di crescere avremo un decremento delle risorse umane, diciamo così, all'interno delle nostre forze di polizia. Quindi ci stiamo dimagrendo. Stanno dimagrendo le risorse che sono state allocate per le nostre strutture, per i nostri mezzi, e di fatto, voglio dire, abbiamo delle difficoltà operative che crediamo possano e debbano essere valutate da questo governo, che
crediamo e riteniamo debba mettere nell'agenda dell'azione del governo questo problema al primo posto e non come è stato sinora, cioè praticamente non presente in agenda. Certo, certo. Stefano Valdegamberi, si è fatto poco fino adesso, si è un po' sottovalutato il problema e il rischio effettivo di una situazione critica. Una cosa da fare, sempre nel tema delle forze di polizia in generale, è quello che da tanto tempo si dice che va fatto un po' un riordino anche, una riforma, perché noi abbiamo tanti corpi, tanti che intervengono magari in maniera spesso poco coordinata, abbiamo ancora molti che si occupano di materia d'ufficio, se basta andare a una stazione dei carabinieri, una centrale dove si trova anche uno che apre la porta, l'altro che ti accompagna, che possono tranquillamente certi lavori farlo persone civili, e abbiamo ancora scorte ai politici che non servono, abbiamo tantissimi politici che sono scortati inutilmente perché noi abbiamo un eccesso di scorte ai politici che occupano anche questo personale, quindi andrebbe innanzitutto riorganizzato tutti i ruoli, i compiti delle forze di polizia, andrebbero poi messi cioè sburocratizzato il sistema, dando la possibilità di lavorare, prima riforma. Poi sicuramente c'è anche forse una carenza di organico, anche se complessivamente, io so che non mi sono mai occupato di questo, ma i numeri complessivi, sommando tutte le forze dell'ordine che sono in questo paese, superiamo il rapporto con i cittadini di quello che c'è in altri paesi d'Europa. Quindi certo, il numero complessivo è che è organizzato male e disorganizzati, quindi questa è una riforma da fare che un governo serio dovrebbe mettere mano velocemente. Infatti noi chiediamo un'unificazione, siamo stati i primi a sostenere. Nella cartolina voi chiedete anche, voi dite per la pulizia del Parlamento, adesso non so se Montecitorio e il Parlamento si spendono quanti milioni all'anno? 7 milioni per pulire il nostro Parlamento, cosa legittima peraltro, però non riusciamo a trovare i soldini per fare per esempio un corso perché questo è un altro argomento assolutamente interessante. Noi abbiamo una quantità di personale che si occupa del controllo del territorio, ma che ha una formazione contro eventi così particolari come questi fenomeni del terrorismo nuovi, che chiaramente deve essere aggiornata. Noi chiediamo che per esempio questo venga fatto attraverso un corso di aggiornamento che invece il Dipartimento, avendo una scarsità di risorse ormai endemica, ha deciso di fare in un modo molto singolare, avviando praticamente in tutta Italia i colleghi a fare un paio di giorni di aggiornamento, trattandolo nel normale aggiornamento professionale che tutti noi facciamo annualmente. Allora è evidente che vi è purtroppo da una parte la volontà di dare un servizio, perché ricordo che comunque in ogni caso, al di là degli aspetti connessi alla riorganizzazione o meno, quotidianamente i colleghi delle forze dell'ordine mettono con spirito di abnegazione tutto quello che possono fare per cercare di come dire, tamponare una situazione che però è e sta diventando sempre più ingovernabile. Noi chiediamo di poter lavorare, non stiamo chiedendo poi una cosa, loro hanno sicuramente ragione, perché loro sono quelli che ovviamente stanno in un sistema che qualcun altro gestisce e ha il compito di organizzare, ma ricordiamoci che anche parlando proprio anche con un comandante di una stazione di carabinieri poco tempo fa, tra l'altro, mi dice: quando io sono entrato nell'Arma c'era un rapporto tra diciamo carabinieri e generali che ora nel giro di 30 anni si è triplicato o quadruplicato, perché promossi dalla politica anche lì. Poi i generali vanno in pensione e hanno diritto all'autista vita, mi dicono, non sapevo, l'autista vita finché vivono hanno diritto dell'autista anche. Cioè, cose qua dobbiamo veramente, come nella politica anche nell'Arma, a snellire e quelle risorse lì metterle a disposizione per fare aggiornamenti, mezzi, cioè, oggi abbiamo bisogno di un sistema efficiente e non di rendite di posizione come c'è un po' dappertutto in questo paese. Infatti noi chiediamo l'unificazione delle forze di polizia proprio per questa ragione. Certo. Ma io adesso volevo ascoltare le parole del Capo dello Stato. Mattarella ha rilasciato un'intervista alla CNN nella giornata di ieri e ha detto: non abbiamo molto tempo per contrastare la minaccia del terrore. Il Capo dello Stato poi ha definito l'attacco in Tunisia un attacco alla democrazia e alla cultura che è doloroso e allarmante. Ascoltiamo le sue parole. Quel che è avvenuto ieri in Tunisia è molto doloroso e molto allarmante e dimostra che ISIS è un pericolo molto grave che va affrontato con urgenza, perché il tempo è poco. È apparso davvero sconcertante sentire esaltare come un atto di eroismo quello di sparare su persone inermi.
Questa sembra davvero il massimo della barbarie. In realtà ISIS si presenta, così come tutto il terrorismo fondamentalista, come il nuovo vero pericolo, nemico della civiltà, della democrazia, dei diritti umani. Non è un caso che ieri a Tunisi sono stati aggrediti il Parlamento e un museo, cioè la democrazia e la cultura. Ecco, queste le parole, sicuramente poi l'intervista era decisamente più lunga del capo dello Stato Mattarella, che dice: non abbiamo molto tempo. Professor Casen, un attacco alla democrazia e alla cultura, e abbiamo registrato purtroppo anche le vittime italiane in questo caso. Sì, è un attacco terribile, è un attacco che fa riflettere, è un attacco che rappresenta una provocazione per il mondo occidentale, è chiaramente una dichiarazione di guerra esplicita. E questa dichiarazione di guerra ci porta verso il rischio di fare effettivamente una guerra, che è quello che loro vogliono fare, cioè ISIS e altri, diciamo, gruppi che in questo momento portano avanti l'ideologia o il pensiero religioso musulmano, che poi in realtà non è esattamente quello, ma chiaramente le religioni spesso si prestano a situazioni di conflitto, perché creano rapporti di enfasi all'interno delle persone, soprattutto i meno agguerriti, i meno culturalmente preparati, e quindi si lasciano portare da questa sorta di capacità di sopravvento nei confronti degli altri. E non ci dobbiamo cascare, perché il conflitto comunque è terribile, comunque porterà a cose disastrose, e quindi ci vuole un'intelligenza superiore, perché la cosa più semplice è fare una guerra. È la cosa più facile che ci sia. Siamo armati, siamo convinti di essere i più forti, però sicuramente sarà un disastro, come abbiamo visto in tutte le guerre precedenti. E questa deve essere una guerra abbastanza estesa, perché parliamo che il mondo musulmano è circa di 1.600.000.000 di esseri umani. E quando si crea un conflitto, si crea una barriera, una divisione tra una classe e un'altra, dove a un certo punto lo spirito di aggregazione supera sicuramente il buon senso. Si ammazzano, l'abbiamo visto in Afghanistan, abbiamo visto nella seconda guerra mondiale, non parliamo della prima, che non si capisce neanche perché sia scoppiata la prima, in realtà si sa ma non si vuol dire. E quindi chiaramente questo potrebbe succedere. Qual è il motivo di questa guerra? E qui ci vorrebbero 27 puntate per quantomeno affrontare leggermente questo problema. Noi abbiamo un Occidente che assorbe la maggior parte delle risorse di tutto il pianeta, ed è solo il 20%, e il resto del mondo invece è privo di queste risorse. Perché questi che vengono a fare questi disastri sono dei poveri disgraziati, perché se uno arriva al punto di farsi saltare per aria pur di commettere un genocidio, una strage, quelle di oggi vuol dire, nello Yemen sono stati attacchi suicidi. E dei cosiddetti kamikaze, no? Questa situazione porta a delle conseguenze estreme, che bisogna abbassare il livello di conflitto nella mente della gente, ma anche occidentali. Non lasciamoci portare verso quella direzione. Uno dei motivi ultimi che ha scatenato questa situazione sono gli ultimi conflitti che abbiamo ingaggiato in Oriente. Abbiamo destabilizzato l'Oriente e, a pensar male, diceva un politico italiano, è brutta cosa ma penso ci si indovina. La fine di Gheddafi ha determinato una
destabilizzazione di un grande paese con enormi risorse, ma quando abbiamo fatto la guerra non avevamo un progetto di come portare poi la cosiddetta democrazia in Libia, no? E quindi è successo tutto il contrario di tutto. La stessa cosa è successo in Afghanistan. Non è che forse stia bene anche all'Occidente che ci siano queste situazioni di instabilità per poter commerciare? Tornando a pensare male, no, forse bene, sì, no? E allora tornando a pensare male, certamente, perché Saddam Hussein non ha combinato, cioè non è riuscito da solo a fare tanti disastri quanto invece una guerra che ormai dura da 15 anni. E la stessa cosa vale in Afghanistan, no? Ci sono delle cose che sono inspiegabili, salvo la spiegazione che di lì arriva il gas, arriva il petrolio, arrivano tutte le risorse minerarie, la Libia è piena di uranio, ha giacimenti più grandi al mondo di uranio. I più interessati nell'uranio, perché tutti abbandonano il nucleare, sono i francesi, e stranamente i francesi hanno iniziato ad attaccare la Libia prima ancora che l'ONU si esprimesse positivamente, certo, per questo attacco. Quindi è una guerra scellerata. Noi dipendiamo dalle multinazionali, noi dipendiamo dal petrolio che abbiamo bisogno ogni mattina ad andare a trovare il carburante pronto al distributore. Se no non possiamo vivere. Abbiamo delle città che non sono a misura d'uomo, sono a misura di macchina, di automobile. Se mancasse il gasolio, se mancasse la benzina, guarda che non ci muoviamo più, perché tutti si sono inventati, c'è una economia del traffico che non è concentrica verso la città e ormai è cresciuta in una certa maniera e facciamo fatica a sostituire questo tipo di circolazione con dei mezzi pubblici. Quindi noi ne abbiamo bisogno, certo, ci siamo messi nelle condizioni di arrivare a questo punto. Allora bisogna cominciare a ripensare, perché il tempo è stretto. Certo. Professor Greco, allora, adesso c'è stata questa azione in Tunisia, che sta andando lungo un processo democratico tra i paesi appunto del Nord Africa, un'azione destabilizzante anche in questo caso. Adesso il professor Casen diceva conosciamo le ragioni di queste guerre, che sono ragioni economiche principalmente. C'è anche chi dice addirittura che l'Occidente compri il petrolio proprio dagli islamici. Quindi cioè, siamo tutti collusi? Beh, diciamo che il caso della Tunisia è particolarmente allarmante perché in Tunisia non c'è il petrolio, almeno non ce n'è in quantità così abbondanti come in altre aree. Per esempio il caso dell'Algeria da questo punto di vista è un caso molto importante perché sono, penso, 25 anni che l'Algeria è instabile. Abbiamo vissuto senza preoccuparci del problema algerino, che ovviamente poi adesso diciamo, si inserisce in un quadro più ampio, però dicevo è grave il caso della Tunisia perché la Tunisia è stato l'unico paese della primavera araba a avere una transizione democratica di successo relativo, nel senso comunque con una serie di problemi, e quindi diciamo, era l'unica speranza di stabilizzazione dell'area. Ecco, scusi se la interrompo, se magari la regia propone, abbiamo preso una cartina geografica anche per capire bene anche quali sono le distanze dal nostro paese. Prego, professor. Sì, quindi quello che sta succedendo è che questo è un segnale preoccupante, ma è anche il segnale di debolezza. Ci sono delle analisi abbastanza recenti, c'era un'analisi di organi di stampa internazionali. In realtà la guerra sul terreno contro l'ISIS sta funzionando da parte di una coalizione un po' improbabile che vede gli Stati Uniti di fatto alleati anche con l'Iran. Insomma, ci sono 26 nazioni che stanno lottando con diverse tecniche. Diciamo. Quindi lo Stato islamico si sta restringendo in termini di controllo del territorio, sta diventando più povero. Quindi dal punto di vista della guerra militare guerreggiata sta avendo successo. Ovviamente, come diceva prima il professor Casen, è un'altra guerra, cioè nel senso comunque il numero di morti per ogni mese ormai è, diciamo, abbiamo avuto dei picchi anche superiori fra Siria e
e Iraq siamo attorno alle 3.000 persone morte ogni mese, quindi insomma siamo a livelli molto importanti, paragonabili a quelli della fase acuta della crisi della prima guerra dell'Iraq. Ovviamente questo sarebbe un successo in un certo senso, ma in realtà il terrorismo si sta diffondendo a macchia d'olio, diciamo, in tutta un'altra serie di... Quindi l'operazione sulla Tunisia è una minaccia chiara, come può essere stata diciamo, l'operazione svolta nei confronti della Francia, che dice ai paesi occidentali, appunto, è un po' una dichiarazione di guerra, nel senso continuiamo ad esserci e anche se voi ci state attaccando con un relativo successo sul nostro terreno del califfato in Iraq, noi siamo in grado di reagire. E reagiamo colpendo la cultura, la democrazia. Da questo punto di vista la frase del Capo dello Stato era particolarmente significativa. Allora la domanda è che cosa dobbiamo fare noi, perché questo è un po'... Certo. E il primo punto è che questa situazione di crisi in Tunisia evidenzia una guerra di lungo periodo. Io condivido pienamente quello che ha detto prima il professor Kasen. Ce la siamo un po' cercata, nel senso che la destabilizzazione dell'area, soprattutto irachena, è stato un disastro, è stata celebrata come una grande vittoria, diciamo, quella... Certo, ma è stata poi... In realtà non ne stiamo uscendo, sono 15 anni che siamo in questa situazione. Però il problema è che ormai quel danno è stato fatto, quindi ora il problema è come organizzarsi. E il problema è che questa destabilizzazione di tutta l'area del Nord Africa, che persiste, e appunto la Libia è un altro focolare ormai che si sta, diciamo, diventando sempre più, si sta incancrenendo da questo punto di vista, implica per l'Europa due problemi. Uno, che gli attacchi possono essere portati direttamente in Europa, e questo è il problema di cui parlava prima il rappresentante appunto del sindacato di polizia, cioè dobbiamo prepararci a contrastare poi la minaccia terroristica all'interno dei nostri paesi, essere più attenti da questo punto di vista. L'Italia per il momento non è stata colpita, bisogna capire se per fortuna, perché insomma l'intelligence ha lavorato bene, oppure perché siamo attrezzati. Qui potremmo avere una serie di opinioni, ma questo lo lasciamo al dibattito successivo. Poi c'è un altro problema, che questi focolai di guerra generano profughi. E allora qui c'è un'altra questione che si interseca con come reagiamo noi, che siamo appunto lo Stretto di Sicilia, lì si vede... Sì, vediamo se ce la propone anche appunto, ai telespettatori, vicini, eccolo qua, come vediamo, reagiamo, Pantelleria è ancora più vicina. Come reagiamo a una situazione di crisi che non è di breve periodo. Se la Tunisia crollasse sarebbe un disastro enorme, qui bisogna intervenire sia a livello di politica internazionale ma anche attrezzarsi. Faccio un esempio, si diceva prima della trasmissione, la Spagna ha un numero, diciamo, di migranti, di profughi molto inferiore, e però la Spagna ha di fronte il Marocco, che è uno Stato più stabile. Ora, è uno Stato più stabile per una serie di ragioni. Vicino c'è l'Algeria, ma fondamentalmente la Spagna c'è di fronte al Marocco, quindi la politica più efficace è quello di avere stati stabili di fronte a sé. È una cosa molto complicata. Certo, Bottaro, bisognava alzare, anzi bisogna alzare ancora di più il livello di guardia, abbiamo fatto troppo poco fino adesso. Beh, intanto io volevo tranquillizzare Fabio, io la cartolina l'ho già spedita, per cui grazie. La mia è già a destinazione e invito chiaramente tutti quanti a fare altrettanto. Io stasera mi sento Cassandra che era in Troia e per me l'Italia è come Troia, assediata da una crisi indotta, da una crisi voluta, da dei trattati che sono stati firmati inconsapevolmente o consapevolmente senza essere passati attraverso il vaglio del popolo, e chiaramente adesso siamo anche vittime del cavallo, perché ci siamo portati tutti i potenziali, ce li siamo portati come nell'antica Troia, ma mentre una volta si combattevano le battaglie uno contro uno e si sfidavano nel campo con Ettore con Aiace o Achille con chi fosse, era uno contro uno. Qua il problema diventa un pochettino più grande, e allora, siccome noi siamo quelli che arriviamo sempre dopo, le cose le capiamo sempre dopo in Italia, siamo quelli del poi, del facciamo domani,
no, fare ieri o fare l'altro giorno, quando ormai sono anni che parliamo che questa era una situazione insostenibile che doveva essere. Mattarella dice c'è poco tempo. Mattarella anche lui arriva dopo, c'è poco tempo, ma fino adesso cosa abbiamo fatto? Grande onore a quelli che ci hanno trasportato fino adesso. Guarda, se gli autisti che guidano la macchina sono questi, io non ci monterei mai, non mi fido di chi guida la macchina, perché non hanno le idee chiare, non sanno cosa fare. Chiaramente, e lo dicevamo qualche tempo fa, fare un blitz e affondare i barconi non è che fosse stata una cosa che non si poteva fare e senza vittime, andavi là, affondavi i barconi e era finita la storia. Ok? No, che dobbiamo anche in mezzo al mare ritornare il barcone perché sennò ci sparano. Ma dove è scritto? Ma dove è fatto? Ma non possiamo continuamente essere i buonisti che giustificano tutto e sempre tutto. Noi abbiamo uno Stato che purtroppo da quarta come si dice, potenza mondiale ci hanno ridotto allo stato in cui siamo ridotti, e questa qua secondo me già sarebbe da corte marziale per chi ci ha portati a questo punto qua. Non dico neanche tribunale di Haia, perché già il tribunale dei diritti umani sarebbe poco, perché qua siamo a livelli di legge marziale dal mio punto di vista, perché non è possibile continuare, cioè politica estera italiana non esiste, noi abbiamo 2 Marò che sono ancora là e nessuno muove una foglia e sono 3 anni che sono là. Allora, certo, vogliamo fare qualcosa, abbiamo voluto il ministro degli esteri di questa Europa che dal mio punto di vista fa solo danni e continua a fare danni, e nessuno dice niente, e va tutto bene così. Un ministro degli esteri dell'Europa che quando viene chiamata in causa l'Europa addirittura sta fuori dalla porta perché è come se fosse nessuno. E allora queste cose qua fanno pensare la gente, e io non credo di essere l'unico che si lamenta, ma io penso che quello che dico io lo pensa una stragrande di maggioranza di persone, certo, ma l'abbiamo detto solo anche, che non hanno voce. Certo, l'abbiamo detto allora io anche... ogni tanto mi permetto di dare voce a quelle persone che mi fermano per la strada e che mi raccontano tutte queste cose qua. Certo. La interrompo perché dobbiamo andare in pubblicità. Appena rientriamo vediamo anche i dati su quella che è stata l'immigrazione nel nostro paese nel 2014, vediamo anche quella che è la tendenza di questi primi mesi, e possiamo già dire che sono da record. Subito dopo la pubblicità.